camionista che investì Davide Rebellin in stato di fermo in carcere in Germania. In un video la simulazione degli ultimi istanti prima dell'incidente. Il fratello del campione, primo passo per dare giustizia. Non si ferma la scia di sangue sulle strade della Marca trevigiana. Una vittima al giorno nell'ultima settimana. Cairano San Marco, 37enne motociclista urta contro un'auto, si schianta sull'asfalto. È la 36esima croce del 2023. San Giorgio delle Pertiche, sotto shock per la tragedia dell'anziana investita e uccisa dal figlio in retromarcia con il furgone. Il sindaco: ci stringiamo alla famiglia. I carabinieri di Bassano del Grappa a caccia del maniaco che ha violentato una donna di 89 anni nel garage di casa dopo averla minacciata con un coltello. A causa dell'inflazione le famiglie venete hanno bruciato in un anno quasi 1,5 miliardi di euro di risparmi, e l'analisi della CGA di Mestre. Tra una settimana a Padova l'atteso congresso regionale della Lega contro il salviniano Alberto Stefani. L'asse Marcato Manzato potrebbe far prevalere quest'ultimo come sfidante ufficiale. Adunata triveneta degli alpini stamane, le emozioni della messa dal Nevegal raccontate in diretta su Antenna 3. Stasera i cori nelle piazze di Belluno e domani dalle 7:30 la non stop per seguire la sfilata. TG del Veneto, ben ritrovati, buonasera a tutti voi. Partiamo da Lonigo con la notizia dell'arresto del camionista che ha travolto e ucciso il ciclista Davide Rebellin. L'accusa di omicidio stradale, omissione di soccorso, è stato arrestato in Germania. Gli ultimi istanti prima della tragedia, Davide Rebellin sopraggiunge dalla destra e davanti all'auto articolato ben visibile dalla cabina del guidatore. Questa è la ricostruzione 3D della dinamica dell'incidente in cui il 30 novembre a Montebello Vicentino, durante un allenamento, il ciclista di Lonigo di fama mondiale perse la vita, travolto e ucciso da un auto articolato. Nei giorni scorsi la polizia tedesca ha dato esecuzione al mandato di arresto europeo nei confronti di Wolfgang Rieck, l'autotrasportatore tedesco accusato di aver investito e non prestato il soccorso a Rebellin, scappando in Germania dopo l'incidente. L'uomo è ora in stato di arresto provvisorio nel carcere di Münster. Entro 60 giorni l'autorità tedesca dovrà adottare la decisione finale se consegnare o meno il camionista alla giustizia italiana. Un primo e decisivo passo per la verità e la giustizia per Davide, il commento del fratello Carlo, che accoglie con favore la comunicazione della procura, non solo per l'arresto del camionista, ma anche per le conclusioni sulla dinamica del sinistro, come spiega il legale della famiglia. Vengono confermate sostanzialmente quelle che sono state le nostre impressioni iniziali, cioè circa una responsabilità del camionista e circa un'assenza di corresponsabilità da parte di Davide, che è sempre stato un ciclista estremamente prudente e rispettoso del codice della strada. 7 mesi di indagine con il supporto dei carabinieri di Vicenza, un sopralluogo dove il tir era custodito, la motrice nel frattempo sganciata dal rimorchio dello schianto. La consulenza ha fatto emergere che erano presenti deformazioni nelle plastiche compatibili con l'urto della bici e del corpo di Rebellin. In più l'auto articolato era stato lavato con un detergente ad alta concentrazione acida. La consulenza tecnica aveva accertato che il conducente aveva a disposizione una visibilità diretta e indiretta che consentiva di percepire in maniera adeguata la presenza del ciclista sulla carreggiata. Nell'ordinanza del GIP si legge che il decesso di Rebellin è da imputare ad una serie di violazioni di norme stradali da parte del camionista. A tutti questi mesi di distanza la notizia del mandato e d'arresto europeo per il camionista tedesco che non prestò soccorso al ciclista rincuora i cittadini di Lonigo, che sperano si faccia piena luce sulla vicenda. Adesso quello che noi ci auguriamo è che questa persona venga consegnata alla giustizia italiana. Sulla stessa lunghezza d'onda i cittadini di Lonigo, dove vive la famiglia di Rebellin, che hanno appreso la notizia dell'arresto del camionista accusato di omicidio stradale e omissione di soccorso. A distanza di 7 mesi dalla tragedia che ha scosso la comunità, chiedono che la giustizia faccia il suo corso in nome del campione e dell'amico che qui tutti conoscevano, seguivano e amavano, e non solo per le imprese sportive. Perlomeno è stato trovato il responsabile e si spera che paghi questa volta. Mi rincora il fatto che abbiano preso questo personaggio, questo camionista, se non ho capito male, che ha commesso un atto di omissione di soccorso. Siamo contenti che è stata arrestata la persona che ha fatto l'omicidio, perché è un omicidio per me. No, come persona la seguivo come sportivo. Sì, è stato un grande, ha vinto parecchie cose. Era mio amico,
Noi leoniceni ci siamo rimasti male, perché io conoscevo Davide, andavo nel suo locale, era una persona semplice, tranquillissimo, brava persona, bravo atleta, ma una persona semplice, non meritava questo e signora, ci siamo rimasti molto male. È stato un simbolo, perché fino a 40 anni è sempre andato forte, è sempre stato un professionista e quindi per tutti quanti è stato un esempio di perseveranza. Intanto la giunta comunale nei giorni scorsi, in omaggio al campione, ha deciso di intitolare la pista ciclopedonale sul Gua a Davide Rebellin, cerimonia di intitolazione che sarà a settembre. La cerimonia di intitolazione l'avremo fatta, probabilmente sarà a settembre, non appena avremo l'ok, con il coinvolgimento ovviamente della famiglia e poi di tutto lo stuolo di ragazzini ciclisti, che sono parecchi qui a Lonigo e nei dintorni, proprio per ricordare adeguatamente Davide. Non si ferma la strage sulle strade della Marca, la 36esima vittima da inizio dell'anno si chiamava Manuel Bolsonello, aveva 37 anni, di Trevignano, ha perso la vita poco prima delle 14 oggi a Cairano San Marco, in sella ad una Ducati, ha urtato una BMW condotta da una 22enne per cause che sono ancora in corso di accertamento, perdendo il controllo del mezzo e andando a schiantarsi sull'asfalto. Nulla da fare per l'uomo. Sul posto SUEM Carabinieri di Montebelluna. Manuel lascia una figlia di appena 2 anni. Ancora la cronaca con San Giorgio delle Pertiche nel Padovano, comune sotto shock per la tragedia dell'anziana investita ed uccisa dal figlio che stava facendo retromarcia con il suo furgoncino. Vediamo. Una tragica fatalità, un incidente assurdo e drammatico. Santa Bedino, 81 anni, è stata travolta e uccisa nel cortile di casa dal furgone condotto dal figlio che stava facendo manovra per uscire. Un incidente, questa è la prima ricostruzione dell'accaduto, fatta dalla polizia locale, della Federazione del Campo San Pierese e dai Carabinieri, avvenuto in via Cocche, località di Arsego, nel comune di San Giorgio delle Pertiche. Per la donna nessuno scampo, il medico del 118 ha potuto solo constatare la morte. Una famiglia che vive da sempre in quella casa, a 2 passi dall'abitazione del sindaco. Una tragedia che lascia veramente senza parole, nel senso che non c'è nulla da dire, non c'è nulla da commentare se non riportare tutto il sentimento di tristezza, di incredulità, di rammarico, di sconforto di tutta la comunità della Contrada Cocche, del paese di Arsego e di tutto il comune di San Giorgio delle Pertiche. La famiglia Zantomio è conosciutissima, vive e frequenta da sempre il paese. E il caso ha voluto che altre 3 tragedie simili, con auto e furgoni in retromarcia a travolgere e uccidere, siano avvenute nel giro di poche settimane. A Polverara un 80enne è stata travolta in paese, a Padova stessa morte per una donna israeliana di 82 anni finita sotto un mezzo della nettezza urbana, e poi a Monselice un 85enne colpita dal furgone di un conoscente, anche in questo caso in retromarcia. Cosa si può fare? Credo che sarebbe ora di dotare d'ufficio per legge tutti i mezzi di trasporto di nuova immatricolazione dei sensori di parcheggio, così come tanti anni fa sono state introdotte obbligatorie le cinture di sicurezza, nel senso che veramente è un presidio che costerà, se prodotto di serie, pochi euro, 10, 20 euro, 30 euro, non lo so, ma che nel caso di ieri sarebbe stato fondamentale a salvare una vita di una persona per bene, una persona a cui anch'io volevo bene. Violenta una donna di 89 anni e scappa e caccia all'uomo. Minacciata con un coltello, immobilizzata e poi violentata. Un incubo senza fine, quello di un 89enne di Bassano del Grappa, costretta persino al ricovero in ospedale per le conseguenze dell'aggressione. Era mercoledì scorso quando la donna, scesa nel garage di casa sua, ha visto un uomo volto coperto avvicinarsi ed estrarre un coltello. L'anziana, immobilizzata dallo shock, non è riuscita a reagire e da qui l'atroce epilogo. L'uomo è poi fuggito, facendo perdere ogni sua traccia, lasciando la donna sconvolta sul pavimento. Raccolte le ultime forze, l'anziana sotto shock è tornata nella sua abitazione, decisa a tenere nascosto l'accaduto, ma a causa delle profonde lacerazioni provocate dall'aggressione ha chiamato il 118. Ricoverata, nella notte è stata sottoposta a un intervento chirurgico e poi la denuncia. Ora è caccia all'uomo. È stato trasferito in carcere l'ex guardia giurata di Cittadella, condannata per aver sparato ad un uomo che con 2 complici aveva razziato alcuni bancomat del Trevigiano e stava fuggendo.
Tanti messaggi di sostegno sono arrivati in queste ore a Massimo Zen, l'ex guardia giurata di Cittadella, condannato a 9 anni e 6 mesi per omicidio volontario per aver sparato ad un nomade che con 2 complici stava fuggendo dopo aver razziato alcuni bancomat del Trevigiano. Dopo 15 giorni esatti dalla sentenza della Corte di Cassazione, infatti, è arrivata la disposizione dell'autorità e i carabinieri si sono così presentati nella sua abitazione per condurlo in carcere. L'uomo attendeva da giorni questo momento insieme alla famiglia, è stato accompagnato in caserma per la fotosegnalazione e le altre procedure burocratiche, quindi trasferito nel carcere 2 Palazzi di Padova, dove inizierà a scontare la pena. Solo dopo aver scontato 1/3 della condanna, quindi circa 3 anni, potrà chiedere la semilibertà. L'altra strada percorribile, ma non semplice e comunque che richiede una forte motivazione, è quella della grazia da richiedere al capo dello Stato. L'avvocato ha fatto sapere che valuterà la possibilità di chiederla. Sulla vicenda di Zen c'era stata anche una notevole mobilitazione della politica, ma lui stesso aveva poi constatato nei giorni scorsi che nell'ultimo periodo non c'erano più state iniziative in suo sostegno. A causa dell'inflazione le famiglie venete hanno bruciato in un anno quasi 1,5 miliardi di risparmi. Il dato è della CGIA di Mestre, dato abnorme, servono misure strutturali, a dirlo Feder Consumatori di Treviso. Nella Marca, pensate, sono andati in fumo 250 milioni di euro. Il ritorno dell'inflazione e il conseguente aumento dei tassi di interesse ci hanno consegnato, tra le altre cose, un paese con banche più ricche e famiglie più povere. I veneti, ad esempio, nell'ultimo anno hanno subito una sforbiciata dei propri risparmi per un importo complessivo che sfiora il 1,5 miliardi di euro. Bruciati in fumo, volatilizzati. Per definire i risparmi dei veneti aggrediti dall'inflazione si possono sprecare espressioni colorite e aggettivi. Resta il fatto che la cifra è record, forse senza precedenti. In principio è stato il caro energia con un effetto domino che ha riguardato tutte le filiere, senza contare che l'aumento dei tassi deciso a livello europeo per raffreddare i prezzi ha provocato l'aumento del costo del denaro per chi chiede prestiti e mutui a tasso variabile. Del 1,5 miliardi perso in Veneto, oltre 450 milioni si sono dileguati nel Vicentino, poco più di 420 a Padova, 189 nel Veronese, 249 nella Marca Trevigiana, 116 a Venezia e 107 nel Polesine. L'unica provincia con segno positivo tra le pochissime in Italia, Belluno, che incrementa i depositi in banca di 60 milioni, l'eccezione che conferma la regola. È una cifra abnorme che si aggiunge a tutti i dati che ormai da un anno a questa parte stiamo registrando, nonostante un calo ultimo dell'ultima registrazione Istat al 7,6, secondo il nostro osservatorio prezzi, i beni primari invece registrerebbero un aumento del 14%. Una crescita vertiginosa che porta le famiglie a indebitarsi anche per acquistare beni primari. Sempre più persone si rivolgono a noi per questioni di sovraindebitamento. Quindi persone che negli anni hanno fatto mutui, finanziamenti e quant'altro di vario tipo e che adesso non riescono più a far fronte al cumulo dei propri debiti. Per la Feder Consumatori di Treviso servono azioni immediate da parte dell'esecutivo. Non è più tempo solo di bonus, ma è tempo di trovare soluzioni strutturali che possano aiutare soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Siamo alla politica. Tra una settimana esatta il congresso regionale della Lega è contro il salviniano Alberto Stefani. L'asse Marcato Manzato potrebbe far prevalere quest'ultimo sfidante. L'obiettivo per gli anti-salviniani è uno solo: battere Alberto Stefani a tutti i costi, anche se significa sacrificare sull'altare del congresso un nome come quello di Roberto Marcato. È il senso del tentativo di un accordo che, nelle intenzioni di chi sta tessendo la trama, vedrebbe unire l'ala trevigiana a quella padovana del Carroccio per far prevalere come candidato anti-Stefani l'ex sottosegretario Franco Manzato sull'attuale assessore regionale alle attività produttive. Patto necessario a raccogliere i voti chiave per sconfiggere il commissario in carica e con lui i salviniani. C'è stato anche un primo incontro tra i due un paio di giorni fa, ma nessuno ha deciso per ora di fare un passo indietro, tantomeno Marcato, da tempo in guerra con i vertici regionali e nazionali della Lega e spesosi molto per una candidatura che fino a poco tempo fa dava per certa e che ora traballa. La sensazione però è che ben prima del voto di Padova del 24 giugno, questa ormai sì una certezza,
la sfida per guidare il carroccio regionale sarà ridotta a 2 e uno tra Manzato e Marcato dovrà rinunciare. La scelta del primo, Trevigiano di Oderzo, accontenterebbe chi vuole arginare lo strapotere territoriale della Lega Padovana, alla quale appartengono sia Stefani che Marcato, ed ha una figura considerata meno divisiva dell'assessore regionale, che però può contare su un seguito importante. A giocare un ruolo decisivo dunque potrebbero essere le indicazioni dei big. Su Manzato premono nomi come quelli di Giampaolo Gobbo, Gianantonio Larè e, si dice, anche il segretario provinciale della Marca, Dimitri Coin. Difficile capire invece la volontà di Luca Zaia che, dicono i rumors in casa Lega, non appoggerebbe Marcato né tantomeno Manzato, mai legato a lui nonostante la provenienza territoriale, e quindi potrebbe anche spostarsi sul salviniano Stefani. Ma non potrà tenersi in equilibrio democristiano a lungo, dice un anonimo del Carroccio critico con il governatore, e almeno stavolta dovrà sporcarsi le mani. Ci fermiamo pochi secondi di pubblicità, tra poco. Raduno Triveneto degli Alpini, ripartiamo da qui con il telegiornale del Veneto, subito con il nostro Lucio Zanato in collegamento da Belluno. Buonasera Lucio, dove ti trovi? Eccoci Lucio, siamo da te. Non so se, dimmi Anna se riesci a sentirmi. Sì, ti sentiamo Lucio, voce alta. Ah, ecco, cioè, sono io che non sento voi perché, come sentite di sottofondo, c'è la brigata alpina Cadore che sta facendo le prove, sono all'interno dello Spes Arena, e allora io mi avvicino alla brigata alpina Cadore. Nel frattempo vediamo il servizio che ricorda che cosa abbiamo fatto e vi abbiamo fatto vedere nel corso di tutta questa prima giornata delle 3, anzi della seconda giornata delle 3 di questa radunata triveneta degli Alpini. Allora via il servizio, poi sentiremo la brigata alpina Cadore. Dalla cima del Nevegal risuona l'inno d'Italia, la bandiera tricolore è issata per battezzare una nuova giornata dedicata alle penne nere di oggi e di ieri. Il motto di sempre, ad onorare i morti aiutando i vivi, portato ancora una volta sul palmo della mano. È la seconda giornata del raduno Triveneto degli Alpini che inizia con l'arrivo della ciclopedalata del ricordo, il cui traguardo per l'occasione è stato spostato dal Col Visentin al piazzale del Nevegal. I vessilli, e sono ben 22 già presenti, delle sezioni appartenenti al terzo raggruppamento. Alle 10:30 inizia la discesa al santuario della Beata Vergine di Lourdes con il vescovo Monsignor Marangoni a celebrare la Santa Messa. Tutta la vicenda di questo nostro territorio è raccontata da ciò che hanno vissuto gli alpini. Per cui anche a nome della Chiesa di Belluno Feltre e di tutte le nostre comunità desidero esprimere una parola di gratitudine. Quelli che chiamiamo caduti sono nelle mani di Dio, ricorda Monsignor Marangoni. Questo è il motivo di speranza che ci fa guardare con desiderio di pace ciò che stiamo costruendo giorno dopo giorno. Grazie Alpini, perché voi siete una grande scuola, un grande tirocinio per dire che non siamo solo individui isolati. Dopo la celebrazione si sono aperte le porte della caserma Sant'Angelo, dove mezzi e materiali in dotazione delle truppe alpine dell'esercito italiano sono stati messi a disposizione. Toccante il passaggio del basto di Iroso, uno dei 14 muli che affiancarono la brigata degli Alpini di Vittorio Veneto. Iroso così farà idealmente ritorno alla sua caserma natale per essere portato poi al museo Villa Pat a Sedico. L'abbraccio della città, le sezioni alpine che dalla caserma si portano poi verso Piazza dei Martiri per l'alzabandiera. Al microfono dello speaker Nicola Stefani anche un ringraziamento alle nostre reti da sempre al fianco delle penne nere. Grazie di cuore a Media Nord-Est che da sempre segue il mondo degli alpini e rende possibile anche per chi è a casa partecipare e vivere in diretta questi momenti di grande pathos e di grande spirito. Ecco, esatto, noi vi stiamo raccontando questa radunata triveneta degli Alpini, ve la stiamo raccontando in ogni luogo, in ogni momento. In questo momento ci sono, questa sera dalle 21 ci sarà il concerto della brigata, della fanfara della brigata alpina Cadore, e con Domenico Vello che è il maestro. Sì, buonasera intanto, ecco. Buonasera.
perché abbiamo pochi secondi, state facendo le prove, ci fate sentire un assaggio di quello che poi vedremo questa sera in diretta? Certo, noi adesso stiamo facendo delle prove perché ci troviamo pochissime volte all'anno, per cui quelle che sono le prove qui, c'è gente che viene dal Piemonte, Emilia, da Firenze, ovviamente dal Veneto, eccetera. Quando noi ci troviamo cerchiamo di concretizzare in un'ora quello che poi faremo in 2 ore dopo. Ogni volta è un piccolo miracolo e quindi va bene così. Sono tutti congedati della fanfara di allora, tutti che hanno fatto la naia come qui e che ritornano qui. Oggi praticamente ci sentiamo in casa. Cosa ci fate sentire? Ma visto che stiamo facendo, abbiamo appena adesso interrotto Watermelon Man, che è un brano di Herbie Hancock, per cui cerchiamo di passare da un brano all'altro, da un genere all'altro. Visto che è un pezzo che non lo facciamo, proviamo a fare il Guglielmo Tell. Va bene. Dai, è un azzardo, è un azzardo. Però dai. Via con Guglielmo Tell con fanfara della Brigata Alpina Cadore. E sulle note di Guglielmo Tell ci fermiamo, c'è il tempo però di ricordarvi che domani a partire dalle 7:30 del mattino fino alla fine dell'evento i riflettori di Antenna 3 saranno come sempre in diretta per raccontare le emozioni della festa alpina nella giornata clou della Dunata Triveneta degli Alpini con il lungo sfilamento. Saremo ancora una volta in vostra compagnia, non perdete le immagini dell'ultima giornata del raduno Triveneto degli Alpini. Ci fermiamo, è tutto per questa edizione di TG Veneto, grazie per essere stati in nostra compagnia, siamo alle previsioni del tempo, arrivederci. Ad accogliervi sarà Conegliano. Bentrovati al meteo. Arriva l'anticiclone africano, oltre a determinare condizioni più stabili, porterà anche la prima vera ondata di calore dell'estate. Vediamo insieme il dettaglio di domenica 18 giugno. Sul Veneto sarà una bellissima giornata all'insegna del sole, cielo in prevalenza sereno e sgombro da nubi. Possibili i consueti temporali di calore nel corso del pomeriggio sulle Dolomiti. Temperature, come detto, in aumento, minime tra 14 e 20 gradi, massime sui 27-30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Sarà anche qui soleggiato con cielo limpido ovunque. Nel pomeriggio, tuttavia, sulla zona montana avremo addensamenti e anche locali fenomeni temporaleschi. Temperature minime tra 15 e 18 gradi, massime sui 27-31 gradi all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, molto soleggiato e per lo più stabile con al più qualche rovescio pomeridiano. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime sui 30 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Ad accogliervi sarà Conegliano.